Sì, devo dire che l'avevo detto settimana scorsa, l'Italia comunque è una squadra che si appoggia molto su Luka. Ha fatto secondo me Luka una buona partita, però la nostra fase difensiva oggi è stata perfetta, abbiamo veramente giocato bene su tutti e tre i reparti, anche se ci mancava la punta e devo effettivamente fare i complimenti proprio a tutta la squadra perché eh, riuscire a fare 5 gol in un momento di forma dell'Italia e subire soltanto uno su punizione su un po' uno schema fatto molto bene da loro, però tenere così bene il campo oggi non era facile, anche perché avevamo l'innesto di Morini che è un ragazzo nuovo, Fatati la seconda presenza con noi, Matozzo ha una tallonite per cui è un po' acciaccato. In tutto questo, capitano oggi Fabrizio ha tolto un po' le castagne dal fuoco con una grande tripletta. Io l'ho detto settimana scorsa, noi abbiamo tre centrali e quindi chi poi dei due, dei tre, si mette a fare il laterale destro e il laterale sinistro mi fa una cortesia. Cristian ha dimostrato oggi che fa il centrale e quindi ha fatto una partita nel suo ruolo impeccabile direi.